Ed eccoci qui, e allora siamo arrivati al nostro momento dove affrontiamo i casi reali, i vostri casi sostanzialmente. Qui con me in studio ci ha raggiunto il signor Francesco. Francesco, ben arrivato. Il signor Francesco adesso ci racconta da dove viene, qual era la sua professione. Adesso io so che è pensionato perché dovrà raccontarci un caso della sua vita vissuta realmente e come anche l'ha risolto. Poi entreremo nello specifico invece con Maria Pistorello dello SPCGL del Veneto, Dipartimento di Previdenza. Ma Francesco, allora, lei che cosa faceva? No, io facevo l'autotrasportatore, l'ho fatto per tantissimi anni. Purtroppo la mia pensione è minima, proprio minima, non so la motivazione, cosa sia stata, cosa non sia stata, totale, morale, che io sono andato alla CGIL di Este e lì c'era qualche anomalia. Allora, intanto lei di dov'è? Io sono di Granze, provincia di Padova. Perfetto, quindi Este ci siamo, era lì la sede della CGIL. Quando è che è andato in pensione lei? Io sono andato in pensione 7 anni fa. 7 anni fa è andato in pensione. E aveva versato quanti contributi? Per quanto tempo? Una trentina d'anni a spanne, 30 anni più o meno, 30 anni. E all'età di quanti anni? 60 anni. 60 anni è riuscito ad andare finalmente in pensione. Sono andato in pensione. No, scusa, 65 perché non avevo la contribuzione, cioè sono andato a 65 anni, con la minima, ripeto, 500 euro al mese. Non so come facesse a vivere, durissima. Purtroppo così. E allora lei è andato in pensione, lei era un artigiano? Ero un artigiano, autotrasportatore, e alla fine dopo cosa è successo? Che costava misere 500 euro, mi sono rivolto ancora alla CGIL e lì hanno trovato questa storia che alla fine devo ringraziarli, ma di cuore, veramente di cuore, tutti i responsabili del CGIL di Este, e alla fine sono riusciti a darmi ancora, cioè 80 euro al mese, ancora 80 euro al mese. Quindi ogni mese lei adesso ha 580 euro esatto, 580, e mi ha fatto vedere, cioè avere tutti quanti, come si dice? Gli arretrati? Gli arretrati, mi ha fatto vedere, quindi da cosa, 7 anni fa sostanzialmente? Sì, qua nel 2016 mi ha fatto dare gli arretrati, insomma. Una bella sorpresa. Una bella sorpresa, grazie. Grazie veramente alla CGIL che... Quindi lei si sente di consigliare che chi è vissuto ma sicuramente andate lì, se c'è qualche problema, se avete, andate lì che... Io le chiedo una cosa, ma a lei come è venuto questo sospetto tanto da prendere tutte le carte e andare? Avevo un amico appunto che mi ha suggerito, mi ha detto guarda, ma che tu con la tua pensione c'è questo, quell'altro, dopo al bar si viene fuori. Chiacchiere da bar, viene fuori, le ha messo il tavolo. Esatto, mi ha messo sta pulce nell'orecchio, sono partito, sono andato a Este. A Este ha guardato, ha detto sì, forse ce la facciamo, ci riusciamo, e lì è andato. Ha dovuto tirare su tanti documenti a casa oppure... No. Niente, basta solo le minime cose, carta d'identità, cioè quelle cose lì. Sì, no, tutto è molto facile, non c'è niente di astrofisico. No, assolutamente no. Allora senta, signor Francesco, io la ringrazio tantissimo della sua testimonianza. Ma io ringrazio voi dell'ospitalità, non so come ringraziarvi, e grazie infinite. E noi siamo contenti per lei, grazie ancora. Lasciamo andare il signor Francesco. Adesso arriva la nostra esperta dello SPCGL che ci supporta ogni settimana nell'affrontare, Maria Pistorello, questi casi. Allora, siamo felici per il signor Francesco perché effettivamente qualcosina cambia. Certo. Cosa era successo? È successo questo. Allora, premetto una cosa, da 3 anni ormai l'INPS non manda più a casa dei pensionati la busta paga, no? Non la manda più a casa. Una volta arrivava il cosiddetto bustone, quindi una busta dove dentro c'era il riepilogo della pensione, quindi la busta paga al pensionato, e c'erano poi altri documenti di cui magari parleremo in un altro momento. Il fatto è che adesso non arriva più nulla. Il signor Francesco, quando è andato alla Lega SPI CGIL di Este, così per esternare, no, i suoi dubbi, cioè, no, anche le sue speranze rispetto così al fatto che pur avendo una pensione bassa, non riusciva ad avere nient'altro di aggiuntivo. E allora il nostro operatore, il nostro collaboratore gli ha fatto, grazie al fatto che noi poi per dare una mano ai pensionati abbiamo fatto questo accordo con l'INPS,
per stampare gratuitamente, lo facciamo in maniera del tutto gratuita, il modello BSM, ecco, con l'esame del modello BSM il nostro collaboratore di Este è riuscito a stabilire che il signor Francesco aveva diritto a una integrazione della pensione. Allora, chi è... Ma quello che io non mi riesco a spiegare è come sia possibile che ci sia stato un errore di questo tipo, perché io capisco che per chi prende tanti soldi o tanti euro non gli cambia la vita, però per uno che ne prende, come il signor Francesco ci ha anche detto, una cifra così bassa, cambia e come? No, non è un errore, intanto questo non è un errore. Allora, non è un errore. No, assolutamente, questo è un diritto inespresso. Esatto, questo è proprio il classico diritto inespresso. Cioè che cos'è? È una prestazione assistenziale che spetta alle pensioni basse, ma che viene pagata dall'INPS al pensionato o alla pensionata solo se questo fa la domanda. In questo caso qua, con una pensione bassa, una pensione minima, la minima stiamo parlando di una pensione di 501 euro al mese, scatta già a partire dai 60 anni il diritto ad avere la maggiorazione sociale e anche il suo incremento. Per capire qual è la differenza. Allora, chiedo intanto alla regia se può mandare la tabellina sempre colorata che ho preparato per capire di che cosa stiamo parlando. Allora, a partire dai 60 anni, dicevo, se una persona a 60 anni di età, pensionata, ha un reddito intorno ai 501 euro o di poco superiore, no? Ha diritto già a un incremento o una maggiorazione della pensione di 25,83 euro al mese. Se una persona poi ha 65 anni ha diritto, come nel caso del pensionato che abbiamo sentito prima, ad 82,64 euro al mese. A prescindere che sia dipendente, sia stato dipendente, improprio e esatto, tutto. A prescindere che sia stato dipendente oppure no. A partire dai 70 anni può raggiungere anche fino a 136,44 euro in più sulla propria pensione al mese. Ci sono vari sistemi. Allora, questi sono dei dati così a grandi linee, perché poi la normativa, come sempre, è molto più complessa. Però io dico ai pensionati, se avete la pensione di poco superiore al minimo, quindi 501 euro, 520, 550, eccetera, venite, se l'avete inferiore comunque ai 636 euro, venite allo SPI-CGIL perché possiamo fare il controllo della pensione e capire se siete nelle condizioni di avere maturato un diritto e quindi di poterlo anche esigere da parte dell'INPS. Ecco, però il problema è questo, che siccome questi sono diritti esigibili, chissà quanti ce ne sono, chissà in quali casi, come si fa a esserne a conoscenza, allora, viene il dubbio che tantissime persone abbiano dei diritti esigibili inespressi di cui non è a conoscenza, non abbiamo mai fatto domanda. Allora, si prescrivono? Cioè, che tempi non ci si prescrivono perché comunque si ha diritto poi ad avere gli arretrati, gli arretrati si recuperano quelli dei 5 anni precedenti. Chiedo alla regia se gentilmente mi può mandare ancora la tabellina perché volevo spiegare una cosa ulteriore. Perché naturalmente per avere diritto alla maggiorazione sociale e all'incremento bisogna avere un limite di reddito annuo individuale, compresa la pensione, quindi compresa la pensione bassa che si sta prendendo. Come vedete, per uno che ha 60 anni deve avere un reddito individuale non superiore a 6.860 euro all'anno e un limite di reddito coniugale non superiore a 12.685 euro. Naturalmente, lo spiego, il reddito coniugale è dato da marito più moglie insieme, non è che è solo il coniuge quello, è marito più moglie insieme. Se non si superano questi due limiti di reddito, ecco, non si possono superare individualmente. Cosa vuol dire? Che c'è una doppia verifica. Il pensionato da solo non deve superare quel reddito perché se lo supera è fuori, non può essergli data nessuna maggiorazione. Non so se mi sono spiegata bene. Sì.
E come vedete per me poi... sì, però forse è meglio dare due chiarimenti ancora. Esatto, ci vuole, è quella che è chiamata la doppia verifica. Bisogna stare dentro un certo reddito individualmente e anche col reddito coniugale. Quindi dalla tabellina che abbiamo visto prima, se il reddito del pensionato sfora quel limite o se il reddito del marito più moglie sfora quel limite, anche se ne sfora solo uno dei due, non ha diritto alla maggiorazione sociale o al suo incremento. E anche di reversibilità stiamo parlando. Certamente, anche la pensione di reversibilità, sì. Se poi il pensionato è invalido, è inabile al lavoro al 100%, ha diritto ad avere anche l'incremento anticipato, quindi l'aggiunta di quei 136 euro al mese che dicevo, già a partire dai 60 anni di età. Quindi le persone che sono inabili al lavoro devono sapere questa cosa qua. Quindi devono farne richiesta? Devono sempre farne richiesta. Venite nei nostri uffici, venite allo SPI-CGIL. Noi abbiamo, tra l'altro, lo SPI-CGIL ha elaborato ormai da qualche anno un programma informatico all'uso del quale noi formiamo i nostri collaboratori e le nostre collaboratrici che abbiamo nel territorio, che permette, con l'inserimento di tutti i dati reddituali, infatti i pensionati che vengono da noi gli facciamo la stampa gratuita della loro busta paga e anche, se non fanno il 730, anche la stampa della certificazione di redditi. Però devono portare anche i redditi del coniuge, quindi devono venire da noi a fare il controllo. Se adesso qualcuno si dovesse riconoscere nella tabella che abbiamo fatto vedere prima, o gli viene il dubbio che magari potrebbe rientrare, viene da noi gli possiamo fare il controllo direttamente. Quei limiti di età, i 70 anni per esempio, possono essere anticipati anche fino a 65, quindi un lavoratore con una pensione così bassa potrebbe avere diritto alla maggiorazione del suo incremento anche prima dei 70 anni, perché ci sono si scalano gli anni in base al numero di anni di contributi che si sono versati. Più contributi si sono versati, prima si può avere diritto all'incremento della propria pensione. Ecco, la cosa interessante che ha detto il signor Francesco è che è riuscito a recuperare anche gli arretrati. E questa è una cosa rilevante, perché 80 euro per un anno 12 mesi, adesso non so, mi dirà se c'è anche la 13esima o 14esima, non lo so, per moltiplicato il numero di anni la cifra incomincia ad essere notevole, certo. Importante, insomma. Sì, e purtroppo... C'è la 13esima e la 14esima oppure no? No, c'è la 14esima, sì, ha diritto anche alla 13esima, probabilmente la prendeva già sia la 13esima. No, quindi nel calcolo degli arretrati la 14esima, no, la 13esima la prendeva sicuramente, la 14esima viene data d'ufficio, no? Nella puntata precedente della settimana scorsa abbiamo visto, no, come la 14esima viene data d'ufficio, poi ci sono le eccezioni e per queste siamo in campo noi, insomma, per farle avere, ma se non dovesse questo invece, la maggiorazione sociale, il suo incremento, vengono dati solo su domanda, non vengono dati automaticamente, quindi i pensionati devono sapere, insomma, che potrebbero avere questo diritto, quindi io lo dico a tutti. I pensionati e le pensionate che hanno la pensione intorno ai 500 euro o di poco superiore vengano nelle sedi dello SPI-CGIL, perché potrebbe essere che hanno un diritto inespresso che noi poi gli facciamo esigere da parte dell'INPS. Ecco, riusciamo prima della chiusura, manca ancora un paio di minuti, a ricordare quali potrebbero essere gli eclatanti diritti inespressi, giusto per far venire un po' alla mente, mettere la pulce all'orecchio ai nostri telespettatori, oppure se non siete pensionati ma avete il papà o la mamma, lo zio o la zia, qualcuno che conoscete che è pensionato, che sapete che ha difficoltà economiche, tutto, magari non ha mai fatto verificare la pensione, potreste proprio rientrare in questi, potrebbero rientrare in questi casi, suggerite di andare a darsi una controllatina perché recuperare qualche soldo ma la salute non fa. Quali sono questi? Allora, uno dei diritti inespressi è, per esempio, sono gli assegni familiari o l'assegno al nucleo familiare.
Molti pensionati non sanno di averne diritto perché rientrando all'interno di un determinato reddito, ma magari ne parleremo più compiutamente in una delle prossime puntate, proprio parleremo di uno degli assegni familiari, l'altro diritto che hanno le pensioni basse è di avere un importo, cosiddetto importo aggiuntivo, di 154 euro con la pensione di dicembre. Naturalmente sì, la maggiorazione sociale, il suo incremento, la 14ª mensilità di cui già abbiamo parlato in passato, e poi vi sono anche, ecco, un'altra cosa che volevo dire invece ai pensionati: nel caso di maggiorazione sociale del suo incremento contano i redditi da pensione dell'anno in cui prendono la prestazione. Quindi ai pensionati dico, per avere poi il conteggio, noi dell'Ospì CGIL vi facciamo il conteggio, quindi per avere il conteggio di quella che è la pensione che si va a prendere durante l'anno lo facciamo noi. Però se ci sono redditi extra, chiamiamoli così, ci vuole la certificato, il vecchio CUD, quello che si chiamava CUD, adesso si chiama CU, oppure il modello 730, ci vuole l'altro tipo di certificazione dei redditi. Perfetto, comunque a prescindere da queste richieste, una volta che chiamano presso le sedi, facciamo magari vedere quali sono le sedi provinciali che possono chiamare. Eccolo qua. Allora, così lo richiediamo, siamo proprio in chiusura, quindi lo ricordiamo bene, ci sono tutte le province: Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza. Se avete modo di scrivervi il numero telefonico oppure scrivere anche una mail, poi venite naturalmente ricontattati, chiamare la sede del territorio provinciale, siete in un comune che rientra in questa provincia, chiamatela, poi ci sono delle sedi territoriali ulteriori che possono risolvere questo piccolo dilemma, questo piccolo grande dilemma. Lì c'è il numero delle sedi provinciali, tra l'altro ricordo che questa settimana siamo in tutte le piazze, in tantissime, no tutte non lo so, 200 ma in circa 200 piazze qui nel Veneto, perché siamo usciti dalle sedi praticamente, siamo nelle piazze, nei mercati, all'interno di una fiera, quella di Cittadella. Attrezzati quindi per fare i venite controlli. a trovarci, perché noi siamo in grado di stamparvi il modello BSM, la vostra busta paga, la busta paga il pensionato, e possiamo anche farvi il controllo, se naturalmente ci sono le condizioni, perché abbiamo la possibilità di avere i vostri redditi, venite a trovarci e magari così vi diamo anche tutte le informazioni necessarie. Comunque le nostre sedi sono sempre aperte per voi. In orario d'ufficio, mi raccomando. Non chiamino mentre stanno guardando la trasmissione. No. Allora, grazie Maria Pistorello, grazie della collaborazione da Ospì CGIL del Veneto, grazie anche al signor Francesco che è intervenuto in questa occasione. Vi invito come sempre, scriveteci oppure scrivete all'Ospì CGIL se volete raccontare il vostro caso e magari troviamo anche una soluzione, quindi con la possibile soluzione, per essere anche voi testimoni di realtà che hanno trovato effettivamente hanno avuto un buon esito e hanno trovato una soluzione effettiva e soddisfacente, che è la cosa più importante. Io adesso vi lascio alla nostra trasmissione di approfondimento, quindi restate ancora con noi, dopo la pubblicità torniamo insieme. Grazie.